Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti nel comandone veneziano, finalmente MotoGP 13, vai cazzo! E andiamo! Adesso non posso abbassare il volume della musica perché mi ha mandato subito il gioco qua alla creazione del personaggio. Allora, nome Kumenda, cognome no, ragazzi non vedo l'ora di giocare. Veneziano, soprannome chiamo Marco. Sigla. Bene. Ritratto. Mamma mia che brutti. Mettiamo questo, nazione Italia, età 25 anni. Aspetto. Allora devo abbassare il volume, cazzo. Ok, colore. Colore arancione juvendiano. Arancione juvendiano. Numero di gara. Ma perché non c'è, che cazzo? Non c'è il 7, ma porca puttana. C'è l'88, l'anno di nascita? Ma neanche, ma che due coglioni, che sfiga. Ta 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 ta. E allora 27. Stile e carattere. Abbiamo un colore figo. Stile 3 parapapà. Stile di guida bilanciato. Lo stile di guida di più diffuso, tipico di piloti come Rossi e Lorenzo. Posizione in serie bilanciata che segue la massima fluenza tra pilota e moto. Gomiti alti, ben spinse. No. Spalle fuori. Pedrosa. Fuori. Vecchia scuola. Ragazzi, io vado corpo fuori alla Mark Market, che mi piace un casino. Collaboratori. Ingegneri. No ragazzi, aspetta, c'è Gnocca. No, voglio Sebastiano Rossi, Seba Rossi. Un altro italiano voglio. O se no una gnoccolona. Andiamo con questa. Vai raga. Sebastiano Rossi e Emilia Morales. Volevo abbassare sto cazzo di volume. Vai. Con MotoGP. Da un attimo ragazzi. Funzioni. Audio. Porca puttana. Se no non sento un cazzo. Il resto teniamo alto. Boh. Madonna ragazzi, non vedo l'ora di cominciare. Allora, carriera. E inizia la modalità carriera kumendiana.
Ragazzi, presentazione in grande stile. Il commento veneziano è pronto a dominare la MotoGP. MotoGP inizia per il Commendone una carriera indescrivibile. Ho in programma 389.657 video. Oh, la mia zoccoletta. Ciao Comenda, mi chiamo Emilia Morales e sarò il tuo personal manager. Il mio compito sarà di assisterti nella tua carriera da pilota, procurandoti contratti con i migliori team in circolazione. Naturalmente, per farlo avrò bisogno del tuo aiuto, ma sono sicuro che non tarderai a metterti in mostra. Per un esordiente, il modo migliore di farsi notare è sfruttare le offerte di ingaggio come wild card. Grazie ai miei contatti te ne ho procurate alcune. Grazie amore. Queste sono le offerte Sì. dei team interessati ad ingaggiarti come wild card. Valutale con attenzione e scegli la squadra con cui fare il tuo esordio nel motomondiale. Boh, allora qua siamo Ongetta. Questo team corre con una FTR Honda. È gestito da Mirko Cecchini. Hanno esordio in Moto3 nel 2013. Ma chi sono? Ongetta ragazzi. Ho l'Ongetta rotta. Bimbo Ongetta centro seta. No, fiore. Dopo la moto della Chicco, la moto dei bambini. E vai. Poi Carretta Technology RTG. Corrono con una FTR Honda. È gestito da Dirk Helful, va bene. 20esimi l'altro anno. No. E ancora Ongetta centro seta. Ah, però questi non sono bimbetti. Andiamo con i Carretta. Però questi 15esimi, cazzo. Sono un po' indeciso. Vabbè, questi qua sono 15esimi. Dai, Ongetta rotta, fioi. Prima scuderia. Ongetta. Prima di ogni weekend, il tuo team ti comunicherà l'obiettivo per la gara. Che bello. Ottenere i risultati richiesti è fondamentale per mantenere un buon rapporto con la squadra, ma soprattutto per incrementare la tua reputazione di pilota. Ok, amore mio. Tensione altissima. Durante la stagione visiterai località in ogni parte del mondo sì, vecchio mio. e tra una gara e l'altra potrai riposarti all'interno del motorhome. E trombare con Tori Black. Qui puoi gestire ogni aspetto della tua vita da pilota, a cominciare dalla livrea del tuo casco. Grazie alle ultime edizioni di quotidiani e magazine, Sì. sarai sempre aggiornato su tutto ciò che ruota intorno al motomondiale, mentre nel calendario troverai un rapido richiamo ai tuoi prossimi impegni. Sul tuo laptop potrai ricevere messaggi dal tuo manager, leggere i commenti degli altri piloti e mantenere i contatti con i tuoi tifosi. Vabbè, invece. Quando invece vorrai conoscere la tua posizione in campionato o quella del tuo team fra i costruttori, lo potrai fare consultando le classifiche dal Basta televisore. giacolare. Allora. Mail. Team manager. Ciao Comendone, l'obiettivo della squadra è arrivare 15esimi. Mirchetto. Boh. Manager personale. Ciao Comenda, pensi di poter battere Vinales? O Vinales, sì. Credo che il risultato positivo potrebbe aiutarci ad attivare col suo team. Emilia. Boh. Cartella preferiti? Sistema di punteggio, vabbè. Savemo. Obiettivi team. L'unica email obiettivo. Guadagnare i piazzamenti richiesti per mantenere ok. Va bene, insomma, poi possono licenziare, è chiaro. Scegli il pilota da battere, mo capio. Finora non mi vuole nessuno, chiaramente. Boh. Feed. Comendone, esordiente. Abbiamo 10 fans, molto bene, ne ho di più io su YouTube, perfetto. Allora, Santiago Guerra. Tonino Guerra, vai Comenda, dacci dentro, continua a crederci. Cristina Lisci, Cristina me la godo. Non smettere di crederci Comenda, nemmeno il cielo è un limite. Marco Gallegos, sono sicuro che a Geret farai bene, vai Comenda, che bello. Mi sta già gasando ragazzi, classifica non c'è una minchia. Quotidiani. Bridgestone come nasce, pneumatico GP.
Boh, terza tappa, sì, perché chiaramente noi cominciamo a Jerez mentre loro hanno cominciato in Qatar. Bene. Ciao amore. Armedio. Ok, per il momento siamo così, perfetto. A posto, inizia gara. All'inizio di ogni weekend devi scegliere con il tuo manager un pilota che Sì, ritieni vabbè, per arrivare a giocare, scusate ragazzi, sono troppo teso. Scelta avversario. Ok, vai, scegliamo il mio compagno della Onzetta, bene. Allora, lunghezza gara, 25. Ah, ragazzi, avevo paura di... Avevo letto che c'era solo, come si dice, il 15... Anzi, non è che l'ho visto. Ah, l'ho visto sul video di quel tale Ale c'era solo 15% e 100%, mentre qua hai anche 25, 35, 50. Raga, cominciamo col 50. Ok. Che mi sembra la cosa più, come si dice, più giusta. Sessione di gara, facciamo weekend, qualifica e gara. Difficoltà difficile. Meteo casuale, danni moto, pesanti, consumo gomme, si gode, sì. Problemi tecnici ai giocatori, problemi disciplinari, sì. Aiuti di guida, semi-pro, freno automatico, no. Freni congiunti, sì, no. In carena automatico, no, assolutamente territoriale, no. Semi-automatico, rewind, 6, vabbè, mettiamo per sicurezza, ma non voglio usarli. Allora ragazzi, una precisazione, chiaramente ci sono livelli più difficili di questo, c'è fisica pro, difficoltà reale. Però ragazzi dobbiamo divertirci, quindi ho letto nei commenti, dai Comendone, vai devi giocare con una difficoltà più difficile, robe così. E sinceramente ho questo pensiero, cioè, è vero che deve essere difficile, però mi devo anche divertire perché sennò arrivare ultimo a tutte le gare non mi sembra il massimo. Adesso vediamo questa difficoltà, da quello che ho capito in questo MotoGP si può cambiare sempre, quindi intanto cominciamo così ragazzi. Raga, andiamo. Buongiorno, buongiorno e un saluto da Jerez della Frontera. C'è già un gran movimento all'interno dei box e tra pochi minuti la direzione gara aprirà il tradizionale turno di qualifica. La situazione meteo non dovrebbe destare preoccupazioni. Gli ultimi bollettini in nostro possesso ci confermano cielo sereno per tutta la durata della sessione. Vai ragazzi, Gran Premio Bwin de Spana, Jerez della Frontera. Ragazzi, andiamo con le qualifiche, ci ribecchiamo. Dopo un confronto accesissimo che ha visto i piloti dare il massimo fino alla fine, possiamo finalmente conoscere il nome che domani partirà dalla prima posizione. Ragazzi, prima posto stagionale per Alex Rins, ragazzi, noi siamo 20esimi a 6 secondi dal primo. Cioè ragazzi, la vedo molto molto dura con questo livello di difficoltà. Ho una moto che in confronto a quella della Kiko è una super moto, cioè veramente. Ok, avevo dato un po' di ponte. Adesso ragazzi ci aspetta una gara veramente... Lasciamo perdere, una gara impossibile. Se arriviamo 19esimi sono contento. Un saluto a tutti gli appassionati del motomondiale. La terza gara della stagione sta per prendere il via qui sul circuito di Jerez della Frontera, che ospita, come da tradizione, il Gran Premio di Spagna. Le previsioni meteo sono assolutamente rassicuranti e dicono che avremo sole per tutta la durata della corsa. Vai ragazzi. Ora ho parlato un po' con l'ingegnere perché la moto è lentissima. Vabbè, teniamo, ho avuto i problemi insomma nei rettilini, proprio vado lentissimo, vediamo, ho modificato un po' l'assetto per i rettilini, vediamo che se non sono molto esperto di moto, speriamo bene, speriamo bene. Ragazzi,
Prima tappa del mondiale Moto 3, prima gara in carriera per il comandone veneziano. Dai ragazzi, con la moto delle unghie, andiamo! Obiettivo al 15° posto e stare davanti al nostro compagno di squadra, sarà durissima. Mamma mia ragazzi, uno scooter, è uno scooter, non una moto. Il livello di difficoltà è molto elevato ragazzi. E si partono subito con le sgommate come indiane e vai. Mamma mia ragazzi, che moto di merda che ho. Dai Comendone, vola. Vola Comendone. 12 giri di passione. Mamma mia ragazzi, che tensione poi. Cioè un errore e sono già fuori da tutto, con i danni e le robe. Ragazzi, forse per le prime gare il flashback. Mamma mia che gara di merda. Oh, il nostro compagno di squadra è 16°, bene, ha perso molte posizioni. Madonna. Vuole cominciare la stagione almeno con un 15° posto, cazzo. Non posso fallire gli obiettivi. Giro record per il finale, 1:53 e 927. E Comendone 19° con lo scooter e vai e vai. Devo un attimo ambientarmi ragazzi, È molto più facile guidare le Moto 3 rispetto alle Moto GP. Vabbè, è proprio uno scooter sta moto, Occhio, mamma mia. Vai Comendone, vola, vola cazzo. Speriamo in qualche ritiro. Caduta qualcosa, porca mignotta. Devo assolutamente arrivare almeno 15°, cazzo. Dai Comendone, dai. Bravo, dai, che recuperiamo un'altra posizione, calma. Mamma mia, che rischio per il veneziano. Che rischio ragazzi, che rischio. Porca mignotta. Allora sta volando sto Vinales qua. È che con questo livello di difficoltà non capire proprio moltissimo, Ragazzi, è veramente una moto scandalosa, Bravo, 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 dai. Dai, 2 posizioni ancora bastano. Dai, 2 posizioni, sono tranquillo. Questo è che curvone come indiana. Ciao amore. Occhio, bravo. Bravo comandone. E Comenda c'è. Siamo
nel corso del terzo giro. Bravo, bravo, dai che possiamo arrivare ai 15esimi. Scusate ragazzi, sto cercando di concentrarmi al massimo per arrivare almeno a un punticino in classifica. Oh, un altro rischio per il Comendone. Carrasco 15esimo. Ancora giro record per questo mostro della Moto 3 ragazzi. Comincia a prendere un bel distacco però dagli avversari, cazzo. Stanno veramente massacrando Dai, una caduta, porca mignotta. Basta, sarà impossibile arrivare ai 15esimi. Bastardo, mi supera il mio compagno. Niente da fare, dal 15esimo, dopo il 16esimo posto è impossibile superare, cioè, con questo scooter di merda. Una bella gara, proprio una gara entusiasmante da adesso, veramente. Dai, vogliamo almeno un ritiro, cazzo, qualcuno, devo arrivare almeno 15esimo. Se no la scuderia mi licenzia subito. Mamma mia ragazzi. Mamma mia. Mi avvicino di ogni, anzi perdo ogni giro, ok? Sì, sto guidando proprio malissimo, cioè, sto proprio guidando di merda. Ho proprio la moto del cazzo. Ragazzi, è probabile che nella prossima gara devo provare le difficoltà medio, perché se no tutte le gare sono così. Dai, crediamoci Comendone. Ma nessun pilota, neanche una caduta, ma porca troia! Ma uno! Niente da fare. Problemi meccanici. Che mancaria solo i problemi meccanici, veramente. Rischiata, mamma mia. Non so cosa fare, cioè, boh. Gara
motorino, vai! Vogliamo la caduta di qualcuno. Mi sembra una difficoltà troppo complicata, ho troppa poca esperienza. Cercando di tirare di più, ma nessuno cade. Con nella demo 2000 cadute e tutto, qua neanche una caduta. Sì, ormai è andata, c'è da fare. Cazzo, neanche un punto alla prima gara, che due maroni, oh. Secondi più, vabbè. Il mio compagno è 17esimo, cioè ho proprio una moto no di merda di più. Dai, una scivolata di qualcuno, per piacere, per favore. Dai, un po' di culo la prima gara. Nessuno. Ho preso veramente 8 secondi dal 15esimo, 9 secondi e vai. Sì, insomma non è che sto guidando da campione, ma neanche proprio malissimissimo. Veramente durissimo questo gioco. Per carità, io sono una pippa, per carità di Dio, però e qua cagate mondiale. Dai, una caduta, qualcosa, ti prego. Dai, un po' di culo, la prima gara, madonna. Giro, 4 giri alla fine, ragazzi. Il Comendone sta dominando. È una gara un po' di merda, ragazzi, cioè, sinceramente. Non mi aspettavo una partenza così complicata. Ma ho anche un bel vantaggio sul mio compagno, che le altre moto secondo me sono 100.000 volte più forti. Mamma mia, oh. Ragazzi, mi scuso,
Ocio. Mamma mia. Dai, comandone, dai. Deve correre di più sto catorcio. Prossima gara difficoltà medio, perché devo andare anche un po' in proporzione con la moto, questa moto qua. Adesso non so poi se migliorando le abilità, però che sforzo, veramente una gara così è una rotta di coglioni per voi, cioè, per quanto il Fumendone sia un vaneggiatore schifoso, ma cioè, sto dormendo anch'io, ragazzi. Non mi piace almeno i colori della moto non sono. Non c'è stata una caduta, cioè vabbè. Cazzo, ne bastava una. Bastava una e vabbè, pazienza. Dai ragazzi che siamo al 10° giro. Davanti nessuno sbaglia, purtroppo. Peccato perché per una posizione, porca miseria. Adesso la scuderia si incazzerà come una bestia. Emozioni a non finire. Ocio, ecco, magari non cappelliamo. Per poco devo che fare il cappellone, non ci credo. Mancano 2 giri, ragazzi. È un calvario, ragazzi, è un calvario. Prendo le bombe. Le gomme sono un po' usurate, vedo sul logo della moto che non è più tutta verde, anzi.
pensavo di prendere 1000 secondi dal 15esimo. Finita la gara intanto, io sono ancora a metà. Poche curve separano il Comendone da un 16° posto meraviglioso. Occhio, Madonnina benedetta. Dai che è finita sta gara. Vabbè ragazzi, un inizio veramente difficile. Mamma mia che gara di merda. Tra poco la regia ci porterà al parco chiuso per assistere ai festeggiamenti del podio, ma prima diamo una rapida occhiata ai piazzamenti finali. Cazzo, obiettivo squadra è andata a puttane. Vabbè, raga, un inizio veramente cioè, incommentabile. Va bene, zoccoletta. Allora ragazzi, intanto voglio sapere se insomma va bene la distanza di gara, vanno bene il 50%, volete di meno, di più non penso. Però con 50 mi sembra la distanza ideale. Comunque aspetto commenti. Raga, dalla prossima gara dobbiamo provare assolutamente la difficoltà medio, perché con questa moto è insostenibile, non sono così bravo purtroppo. Però poi livelliamo ogni volta, appena vediamo che vado troppo bene, aumentiamo il livello di difficoltà. Ragazzi, comunque il gioco è splendido, meraviglioso. Non vedo l'ora di commentare e giocare il prossimo video. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!